Vai, vai. Vai, vai. Io parlo con te? Sì, sì. Ma questa che stanza poteva essere una camera? Sì, ho detto che era tipo una camera, ti ricordi? Che ci ha fatto vedere le scritte. No, io mi ricordo che lui aveva detto che in una stanza così qua aspettavano, quando non potevano uscire li mettevano qua, ore. Tipo una celletta. Ma non era una camera però. Tipo una Era celletta, tipo- forse per quello scrivevano tutto così. Allora ci deve essere una lavandina. Lavandino, sì. C'è una camera. Guarda. Un frate? No, un boia. Ah, sì. È un boia quello. Mm. Vero? 1810. Questa qua? Cos'è quello? Però sì. Io ho fatto. Ho sentito anch'io dietro qua. Anch'io l'ho sentito. Dietro. Tipo, Quello l'ho sentito anch'io stavolta. Neanche giocavano, cioè. ciao, venite qui a parlare con noi. Rifate il verso di prima, per favore. Se volete dare un calcio con lo strumento nero con l'oggetto verde, fatelo pure, se vi dà fastidio non è un problema. Tu non hai sentito niente di qua? Ho sentito tipo un passetto. Il sole. Guarda che bello questo disegno. Non è tipo un bambino con una... Ah, no. I disegni che avete fatto sono bellissimi comunque. Li avete fatti voi? Potete fare un rumore anche come quello di prima, anche nell'altra stanza come prima. Ho i brividi qua. A sinistra.
Ma ci state accompagnando? Andiamo via. Grazie comunque se avete parlato con noi. Dopo io farei anche un agosto comunque, che magari sai che dipende da chi trovi. Magari con gli strumenti non parlano tanto perché li spaventano. Il tutto disestato. Anche giù. Allora. Cosa c'è? La giacca. Ah. Era di qualcuno di voi? Negro? O negrello? Negrello? Sì, negrello. Cosa non vi dico? Potrebbe essere. D'accordo, indagare. Adesso sono le cucine? No, bagni. Sì. C'è la vasca? Vedi adesso c'è la vasca. Adesso no. Sono tutte e la mano. Sono più tranquillo sinceramente. Lo dici sempre, poi viene fuori l'ira di Dio. Però, a livello di EVP I posti più tranquilli sono i più... Parti dal presupposto che le persone che sono state qua erano problematiche. Non sanno chi siamo. è normale. Comunque in chiesa io qualcosa farei dopo, Ma non siamo sentiti di qua. No. Cosa è stato?
Anch'io ho sentito. Anch'io ho sentito. Anch'io. Però c'è un maledetto rumore di fondo che non so se venga da fuori o da dentro. Però era un lamento quello. È un lamento. Vabbè, l'abbiamo beccato. Secondo me le vasche dove facevano ste cose, era una vasca. Erano dove erano gli agitati. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sappiamo che questa era la vostra casa. Io so che c'è stata un'alluvione e hanno dovuto portarli via in occasione di questa cosa e loro erano disperati perché non volevano abbandonare questo posto. Per voi era una casa, vero? Finché tu hai detto questo, subito prima c'è stato come un sussurro. Ci potete in qualche modo dimostrare la vostra presenza in modo tale che riusciamo a comunicare con voi? Se vi avvicinate a quegli strumenti, accendono le lucine. Sento un rumore là. Cosa c'è? Un rumore là. Potete fare anche un rumore sulla vasca O anche sulla porta? o rovesciare uno strumento per terra.